La 28ª giornata del campionato di seconda categoria Girone D propone a Busalla il match tra la Sarisolese e la GV. La formazione di casa deve conquistare punti per tenersi lontana dalla zona calda della classifica, mentre per gli ospiti i punti sono fondamentali per sperare ancora nel raggiungimento della prima posizione in classifica, ad oggi occupata dal Merlino. La Sarisolese si propone in avanti già all'ottavo. Il traversone di Puliga dalla sinistra è invitante per Repetto, ma la sua girata di testa non inquadra lo specchio della porta. La replica della GV giunge un minuto più tardi, con questo tiro dal limite di Lutero che Salvarezza blocca in due tempi. Al 25esimo ancora GV in azione offensiva. Costapani con un bel gioco di gambe si libera dalla marcatura di Arena e crossa al centro per la corrente da Novaro. La sfera va alta sopra la traversa per il disappunto del bomber ospite. Sul rovesciamento di fronte è 100 per la Sarisolese ad impegnare severamente l'estremo ospite Lucchetti con questo tiro dal limite. Superata di poco la mezz'ora di gioco, la formazione di casa ha due opportunità per sbloccare il risultato, ma Bellinzona prima calciando debolmente e Baffetti poi, spedendo la sfera sopra la traversa, non riescono a capitalizzare. L'occasione più nitida però per la formazione di Mister Daronc giunge a 5 primi dal termine della prima frazione di gioco. Dagli sviluppi di un corner, Repetto di testa potrebbe facilmente appoggiare in rete, ma la ghiotta chance sfuma a fondo campo. La cronaca della seconda frazione si apre al sesto minuto con gli ospiti in avanti. Testore ci prova dal limite, ma Salvarezza è attento nel respingere a pugni chiusi. Al nono, Scaduto potrebbe sfondare il fortino ospite, ma la sua conclusione viene respinta di piede da Lucchetti. Al 25esimo Scaduto sembra intenzionato a prendersi la rivincita, ma anche in questo caso vanifica tutto perdendo l'attimo giusto per trafiggere l'estremo ospite. La gara sembra avviata a concludersi sullo 0-0, ma al 40esimo la rivincita di Scaduto per la Sarisolese si materializza grazie a questo fendente scoccato dal limite dell'area di rigore. Il suo destro infatti trova l'angolino giusto e garantisce il momentaneo vantaggio per la compagine di casa. Momentaneo perché allo scadere del tempo regolamentare Costapani, per gli ospiti, sfrutta al meglio la disattenzione di Bellinzona in fase di disimpegno. La marcatura riporta il match sui binari della parità, che resterà tale sino al triplice fischio del direttore di gara Bici. La Sarisolese avrebbe forse meritato qualcosina di più per il numero di azioni pericolose imbastite sotto porta avversaria. La GV, d'altro canto, è squadra di esperienza, capace di non arrendersi sino all'ultimo secondo di gioco. Per gli ospiti il punto conquistato rende difficile il raggiungimento della prima posizione in classifica, vista la vittoria del Merlino, ma consente di allungare di una lunghezza rispetto al CFF S Poli su Uragano, quest'oggi sconfitto dal Mignanego.